Franco Pizzolato di AIRES, Associazione Italiana Essiccatori Raccoglitori, Michele Granato, presidente del consorzio Maiscoltori Coltivatori Polesani, Camillo Brena, presidente Società Cooperativa Terre del Delta, Valentino Miotto, responsabile commerciale di Miotto Cereali, e Arnaldo Bovolenta di Produttori Sementi Polesani e principale riferimento nel territorio per la carta del mulino di Barilla. Quindi abbiamo visto le parole chiave sottolineate da Stefano, che sono fare sistema, qualità e quello che il mercato chiede tenendosi nella parte alta del mercato, quindi anche magari poi un'altra parola chiave è accordi di filiera. Darei per primo la parola a Bovolenta, direi di darci tutti del tu in modo che almeno ci avviciniamo. Siamo qui apposta per parlare e dialogare, quindi direi diamoci tutti del tu che siamo più immediati. Allora, per prima cosa un'impressione rispetto alle prospettive di mercato che Stefano ha appena dipinto, come vedi il 2024? Cosa ti aspetti? Innanzitutto complimenti per la... No, avvicinalo. Ecco. Innanzitutto complimenti per il bellissimo intervento, obiettivamente non solo il sottoscritto, ma tanti altri usciranno di qui con delle idee, insomma. E io mi sono fatto un po' l'idea, no? Cioè, tu effettivamente hai parlato di, ho sentito parlare di Kazakistan, Russia, Uzbekistan, Sud America, USA, Canada. Cioè, ho la sensazione che qua non è che vengono tutti qua in Italia a portare la roba, a portare le terapie alimentari, no, perché diventa un problema. Dopo dall'altra parte, se noi aggiungiamo che abbiamo un'Europa che ci mette dei limiti anche questa, tipo per esempio ci richiede che entro il 2030 dobbiamo ridurre l'apporto antiparassitari, nutrizione del 20%, antiparassitari del 50%, anche se momentaneamente è stato fermato il tutto, però non è detto che sia bloccato, sia ben chiaro. Dopodiché, se a tutto questo aggiungiamo cambiamenti climatici, siccità, poi gran parte del nostro territorio polesano, a tutto questo aggiungiamo anche il cuneo salino, ce lo siamo dimenticati, che è un problema che noi per esempio metà provincia ci tocca. E quindi secondo me, io non so quanti agricoltori, quante aziende agricole ci siano questa sera qua dentro, però ho la sensazione che nel giro di 3, 5, 7 anni qui mancherà il 20-30%, perché soprattutto chi farà derrate alimentari, e noi in provincia di Rovigo ne facciamo delle derrate alimentari, tra i grani, il mais, addirittura sul mais ci avete terrorizzato, ma d'altronde l'avevamo già capito, perché riuscire a fare 100 quintali, 110 quintali a 17,5, 18 euro, ditemi mo come fa l'azienda agricola a sbarcare il lunario. Secondo me non c'è futuro, obiettivamente non c'è futuro. Io sono uno che ha sempre pensato e confidato alle filiere, quindi secondo me potrebbe essere una soluzione, però qua è ora che la nostra agricoltura, i nostri agricoltori, le nostre strutture agricole si muovano, signori. Adesso, al di là dei trattori che stanno invadendo l'Europa, ma noi dobbiamo mettere in particolar modo dei limiti a queste importazioni, o dei vincoli, o studiare delle formule. Noi non possiamo competere con la Cina, l'India, il Sud America, non possiamo assolutamente competere. Noi, per quanta volontà ci mettiamo, per quanta bravura ci mettiamo, e quindi portiamo sul mercato qualità, perché siamo anche capaci di fare questo. Ormai le nostre aziende agricole, voi agricoltori, io so che ce ne sono tantissimi qua dentro, siamo in grado di fare anche qualità, che ci viene riconosciuta in parte in Italia, perché abbiamo svariati birichini che ritirano le derrate alimentari. Al di là di quell'aspetto lì, noi non riusciamo in futuro a competere con queste nazioni, questo sia ben chiaro. O studiamo una soluzione, ma in velocità bisogna farlo, perché fare le siepi
in un pianeta, in un mondo che sta chiedendo cibo, e l'Europa ci consiglia di mettere le siepi. Cioè, io penso che il problema non l'andiamo a risolvere. Io non vorrei essere stato polemico, però secondo me io coglierei l'occasione, con la storia anche di tutti questi trattori che ci sono in giro, coglierei l'occasione per mettere le mani avanti anche noi come aziende, anche noi. Arnaldo, ti riporto al focus. Questa è politica, no? Quindi abbiamo, diciamo, volendo anche. Sì, è politica, cioè non abbiamo tanto in mano le chiavi della politica. Questa è realtà più che altro, è la realtà. Hai citato due... Di tutto sto scenario, di tutta questa gente qua, è la realtà, questa non è politica. La qualità quanto può fare e gli accordi di filiera, perché chiaramente protestare si può sempre protestare, però in mano gli agricoltori hanno la possibilità di fare qualità e di fare eventualmente accordi di filiera. Tu sei esperto di accordi di filiera, puoi raccontarci la tua esperienza. Sì, cosa si può fare da quel punto di vista? Ecco, benissimo, con la filiera cosa possiamo fare? Innanzitutto possiamo portare a casa una premialità, ok? Portiamo a casa una premialità, che male non fa e standazzo qua. L'Europa tra l'altro ci chiede di andare verso la sostenibilità, benissimo, transizione ecologica va fatta, ormai i nostri terreni sono chimica, sono esausti, cioè obiettivamente dobbiamo cominciare a ragionare, ma non solo i terreni, anche l'aria e l'acqua, quindi dobbiamo ragionare e farsi consigliare anche dall'Europa. Cosa portiamo a casa? Portiamo a casa una premialità, abbiamo un prodotto sicuramente venduto, dopodiché ci sono filiere più o meno serie, anche lì bisogna imbroccare una filiera seria, ok? Ma parliamo subito delle filiere o vuoi parlare dopo? No, possiamo arrivarci subito, anzi se vuoi entrare nel dettaglio proprio della carta del mulino, per quello che vuoi, cosa chiede la carta del mulino all'agricoltore e che cosa offre? Io da anni è un po' di anni che seguo e faccio carta del mulino con carta del mulino Barilla e cosa fa? Barilla è stata la prima, molto brevemente, sul mercato europeo e internazionale a fare che cosa? A mettere sul piatto della bilancia una premialità. Tu, se fai il contratto con me, Barilla, devi destinare il 3% della superficie a fiori, in modo che siano anche un miscuglio di fiori, che attirino gli insetti utili, in particolar modo le api. Okay? E di fronte a questa sostenibilità che tu inizi a mettere in campo, Barilla ti dà un premio. Non solo, innanzitutto tu non devi usare glifosate entro 60 giorni dalla semina, e quindi questo è anche importante perché è dimostrato che il glifosate può incidere e non poco sul prodotto finale. Quindi con Barilla ti obbliga 60 giorni prima della semina del grano a non usare glifosate. I grani stessi non devono essere conciati con neonicotinoidi, sempre per difendere gli insetti utili, e quindi a mio avviso questo è una filiera importante, una filiera che va seguita, è una filiera che sta crescendo di anno in anno e quindi è una filiera importante. Barilla si sta distinguendo anche in questo, non solo sul mercato molitorio, ma anche il consumatore crede sempre di più a una materia prima prodotta in questo modo. Quanto è impegnativo seguire queste indicazioni di Barilla? Qui ci sono tantissimi agricoltori che la stanno facendo, non da ultima quella signorina che vedo lì in prima fila. Quanto è impegnativo? Più o meno, al di là questo 3% di impianto fiorale, che 3% del contratto che tu vai a fare, tu fai 10 ettari, devi mettere 3.000 metri quadri, ok? E quindi non c'è da spaventarsi più di tanto, ma tra l'altro poi questo è un modo effettivamente di sostenere, di far sostenibilità. Dopodiché quel 3% lì da quest'anno, anche se la doveva fare lui questa domanda, giovanotto lì, vabbè, ma da quest'anno quel 3% lì lo possiamo inserire nella PAC, oltre il 4% del set aside famoso delle varie misure. Anche il 3% quest'anno entra nella PAC, non entra nel 4%, sia ben chiaro, deve essere 4 più 3,
però quel 3% lì entra nella PAC e quindi avremo anche un contributo. Per arrivare a certi livelli di qualità c'è un'assistenza, prima si parlava dell'importanza dell'assistenza tecnica, Certo, c'è assistenza una volta che si entra? Per arrivare a certi limiti di qualità innanzitutto bisognerebbe sposare le tesi della produttori sementi polesani, che tra l'altro io conosco bene, e che quindi dà delle dritte importanti per arrivare a un grano sia di qualità che molto produttivo. Non solo, e visto che oggi abbiamo anche l'onore di avere qui l'amico Paolo Dubini, che è il Deus Ex Machina della Diachem, io uso un biostimolante che oggi è importante usare determinati biostimolanti anche per far cosa? Primo, per ridurre l'apporto di azoto, che in questa fase è fonte importante. Il prodotto si chiama Penta 5-ALA, è un biostimolante, è un acceleratore della fotosintesi clorofiliana. Io sono 3 anni che lo sto usando su grano con dei risultati molto importanti, e oltre porta delle resistenze nella pianta anche dal punto di vista come resistenze e tolleranze alle varie fitopatie, ma in particolar modo è un prodotto che crea omogeneità sulla pianta, ma non solo sul grano, viene usato anche, io in particolar modo lo uso su grano, ma viene usato anche su frutta, ortaggi. Quindi l'assistenza tecnica sostanzialmente la seguite voi, esatto, direttamente? certo, Ok. certo.